Effetto riapertura anche per i vaporetti della CTV. Non possiamo parlare di ressa o di sovraffollamento, però va fatta molta attenzione ai prossimi giorni. I dati sono chiari: nella fascia oraria di inizio giornata, dalle 7 alle 8 per intenderci, quella più usata dai pendolari, i vaporetti lunedì e martedì hanno viaggiato a pieno carico, ovvero con il numero massimo di passeggeri consentito dal protocollo Covid-19, circa 45-55 persone a seconda delle linee. In alcuni casi qualcuno è anche rimasto a terra e ha dovuto aspettare la corsa successiva. I veneziani approvano i controlli a bordo e sanno che gestire le corse senza creare allarme è fondamentale per tenere sotto controllo tutto il sistema del trasporto pubblico in acqua. Ha preso il vaporetto lei per caso? Sì, A che ora? alle 10 e qualcosa. Era pieno? No, non fanno entrare più di 40 persone, distanziate da 1 metro una dall'altra. Quindi c'è un controllo attento. E come controllano? Avete visto mezzi pubblici, vaporetti, se sono pieni, magari nelle ore di punta? No. E siamo tutti, devo essere sincero, siamo tutti molto ligi alle disposizioni. Noi è il primo giorno che usciamo. Vaporetti secondo lei pieni? Ma vaporetti ne ho visti passare 2 o 3, erano anche abbastanza pieni, più di quanto mi aspettassi, quindi mi aspettavo che non ce ne fossero proprio. Anche barchettine se ne vede ogni tanto passare. Pensavo meno sinceramente, invece vedo che c'è più movimento di quello che immaginavo. Il personale CTV verifica il rispetto delle regole a bordo e sui pontili e tiene conto di quante persone viaggiano sui mezzi per poter analizzare i numeri nei prossimi giorni e capire se nelle fasce orarie più critiche sia necessario aumentare i vaporetti in circolazione, evitando assembramenti e il caos.